Grazie, allora tocca a me. Che dire? Beh, innanzitutto io voglio ringraziare il mio partito, la Lega, perché con questa candidatura mi ripone nuovamente la fiducia e segno sicuramente, insomma, che ha visto che il lavoro svolto può essere utile soprattutto per una legislatura che sarà ancora più difficile per i tempi che correremo. Voglio anch'io ringraziare i colleghi con cui ho fatto questi 5 anni di percorso, perché 5 anni fa siamo partiti tutti nuovi, 4 anni e mezzo fa siamo partiti tutti nuovi, con una Lega che andava a Roma con una pattuglia, diciamo, corposa di rappresentanti della Lega, però effettivamente tutti alla prima esperienza. Adesso diciamo che dopo 4 anni e mezzo posso dire anche da parte mia che sono cambiate molte cose, perché sono stati 4 anni e mezzo che sono stati un concentrato di tantissime esperienze. Io lo dico, quando sono stata nominata in Parlamento ho fatto prima il capogruppo della Commissione Attività Produttive, Turismo e Commercio, per cui mi sono evidentemente concentrata su quelle materie e sono le materie per le quali anche ho tenuto le relazioni sul territorio. E come si diceva prima, gli altri colleghi erano in altre commissioni e questo facilitava il lavoro, perché per competenza si riusciva a seguire in maniera più puntuale, e ovviamente sappiamo tutti che il tempo, le giornate sono quelle, il tempo a disposizione è quello. Per cui mi rendo perfettamente conto che se verrò eletta il carico di lavoro, l'impegno, le cose da studiare, da approfondire, cioè entrare in tutte le materie in maniera competente, richiederà da parte mia un'energia particolare, ma devo dire anche le cose vanno studiate, perché bisogna ricordarsi che il parlamentare deve studiare i decreti, tutti i provvedimenti, e dopo deve studiare le materie del territorio. Però su questo mi sento in una botte di ferro, perché già qui ho una squadra di validissimi collaboratori che conoscono il territorio sicuramente più di me, e per cui conto davvero che venga rafforzato questo filo direttissimo, per cui mail, messaggi, telefonate. Ecco, il mio primo impegno sarà proprio con il territorio, di attivare un contatto veramente diretto, ovviamente con la pazienza che dovrà essere reciproca nel capire che sono da sola, però anche la convinzione, dall'esperienza che ho fatto nei palazzi romani, dove ci si imbatte in muri di gomma, in manine nascoste che ti cambiano i decreti, dove ci sono voluti comunque 2 anni per capire come funziona il sistema, però ho capito che la determinazione è veramente fondamentale. Allora, l'ho detto per l'esperienza fatta con l'elicottero, un elicottero di 13 milioni di euro di cui il territorio era completamente sprovvisto per la sicurezza. Devo dire che è solo grazie alla tenacia, alla determinazione e il cercare continuamente di far capire lì, alla Roma lontana, quanto veramente importanti sono determinate esigenze che noi chiediamo. E per questo l'ho provato su questo, ma così come su tutti gli altri provvedimenti e istanze che sono riuscita a ottenere. Pertanto mi sento di giocare assieme al territorio una partita che non è quella di fare tante promesse, tanti impegni, cose irraggiungibili, perché dopo 5 anni fatti là sono la prima che per esperienza mi sento dire che sarebbe una presa in giro andare sul territorio e promettere mari e monti. Però sono la prima a dire che con la determinazione, con la competenza di queste persone, se noi attorno a un tavolo veramente mettiamo le priorità e assieme studiamo come lavorare ai fianchi, perché conta il parlamentare, conta un sindaco che viene a Roma con me, contano 3 sindaci che vanno a Roma da soli, cioè per cui il gioco che possiamo fare è un gioco che secondo me ci mette nelle condizioni di una posizione ribaltata nei confronti dello Stato, se noi uniamo appunto le forze e non molliamo. E per questo dico che oggi sono particolarmente contenta di essere in un'area del territorio, forse per tanto tempo anche considerata come un'area, chiamiamola quasi finale della provincia, ma che ha tutte le condizioni per riportare ad essere una grande porta della nostra provincia, dove possiamo andare a valorizzare e a far esprimere tutte le potenzialità che ci sono.